Ciao amici di rovigooggi.it, siamo qui con Paola Cosolo Marangon, consulente formatrice del Centro Psicopedagogico di Piacenza. È la protagonista del terzo appuntamento con la scuola genitori, perché genitori non si nasce, si diventa. Tema dell'incontro al Teatro Duomo di Rovigo è il gioco di squadra in educazione. Dottoressa, mai come oggi i genitori sono orientati a fare il meglio possibile per i loro figli, nel senso di eliminare le vessazioni e a porre i più piccoli al centro delle loro attenzioni. Questo basta per una buona educazione di bambini e ragazzi? Buonasera a tutti. Intanto lei mi ha fatto una domanda dando per scontato che fare il possibile senza vessazioni per i figli sia sufficiente a educare i bambini. In realtà noi diremmo educare bene significa riuscire a cogliere quali sono i bisogni dei bambini e mettersi in sinergia come coppia educativa, coppia genitoriale, affinché i bambini e le bambine possano trovare innanzitutto una cornice normativa dove poter crescere nella libertà ma dentro regole e norme precise. Abbiamo figli tirannici, abbiamo figli che non riescono a sopportare la minima frustrazione. Cosa bisogna fare? Diciamo che come sempre le ricette non esistono, perché essere genitori e diventare genitori significa innanzitutto essere in relazione tra di loro e con i figli. Ricette no, ma consapevolezza che prima di tutto non bisogna essere amici dei figli. Essere amici dei figli significa non riuscire ad essere sufficientemente responsabili delle indicazioni necessarie che servono ai bambini per crescere bene. Quindi un bambino diventa tirannico quando non ha una cornice normativa e non ha dei genitori che sanno mettere dei paletti adeguati per farlo crescere con una certa semplicità e armonia. Quindi stabilire delle regole. Quali e che cosa fare quando i bambini non le rispettano? Allora, stabilire delle regole sì, assolutamente, regole che devono essere chiare, ovviamente che devono essere adeguate all'età dei bambini e delle bambine, perché le regole non possono essere universali per ogni età, pertanto bisogna conoscere alcune tappe evolutive dei bambini, bisogna conoscere che cosa significa per un bambino di 3 anni o di 6 o di 9 anni poter rispettare alcune norme che devono stare dentro quelli che sono i valori di una famiglia e anche devono rispettare quelle che sono le cornici che mamma e papà prima di tutto rispettano e aiutano i bambini a rispettare. Quindi il bambino tiranno diventa tale quando non riesce ad avere degli adulti consapevoli di quelle che sono le sue necessità. I beni materiali non sono la restituzione a un bambino delle necessità, il bisogno è bisogno soprattutto amorevole di cornici precise. Uso delle tecnologie, telefonini, giochini elettronici, come devono accordarsi mamma e papà nei confronti dei loro figli? Innanzitutto mamma e papà devono essere il primo esempio da seguire, quindi mamma e papà non possono assolutamente essere sempre appiccicati a uno smartphone o a un tablet e pretendere che i bambini non li usino. E quindi prima regola è saper da parte degli adulti come si usano. Poi secondariamente aiutare i bambini a stare dentro quelli che sono anche i divieti, che sono specifici per l'età. Noi diciamo che fino ai 3 anni non esiste alcuna tecnologia per i bambini perché i bambini hanno bisogno di imparare con la totalità del loro corpo e dei loro sensi. E poi mano a mano una grande vigilanza degli adulti su queste tecnologie e molta informazione per far sì che si possano prevenire tutti i rischi che le nuove tecnologie comportano. Quale errore si deve evitare sopra ogni cosa? Io parto dal presupposto che gli errori sono necessari per imparare a crescere e quindi tanto quanto sono importanti gli errori per i bambini, anche gli adulti inevitabilmente ne fanno. Diciamo che l'errore più macroscopico potrebbe essere proprio quello di essere confidenziali con i figli, trattarli da amici e non comprendere l'importanza di un distacco che è un distacco generazionale importante affinché loro crescendo possano prendere poi la loro strada. Grazie a Paola Cosolo Marangon e buona educazione a tutti.